Il presidente della regione, onorevole Nello Musumeci, lancia l'Open Day per la vaccinazione. Il prossimo venerdì, sabato e domenica sarà infatti possibile per quanti hanno da 60 anni in poi in tutti i centri hub della Sicilia con il vaccino AstraZeneca e sarà possibile farlo senza alcuna prenotazione. La necessità nasce dalla quantità di vaccini AstraZeneca disponibili nella nostra isola e poter così anche recuperare quelle persone che fino ad ora non lo hanno potuto fare per vari motivi. A detta del governatore Musumeci si dovrà compiere uno sforzo corale per tornare a far decollare la vaccinazione con AstraZeneca, in linea con quanto detto dal capo della Protezione Civile Nazionale Curcio, e non si possono far prevalere i timori. Iniziativa supportata anche dall'Ordine dei Medici di Agrigento, come ci dichiara il presidente dell'Ordine, dottor Santo Pitruzzella. Bene ha fatto il presidente Musumeci fare questa Open Day per quanto riguarda la vaccinazione di venerdì, sabato e domenica negli hub che ci sono dislocati in tutta la Sicilia, poter vaccinarsi con l'AstraZeneca senza prenotazioni, chiaramente nei soggetti over 60, che si è visto che se qualche problema c'è stato è in un'età inferiore, diciamo, ai 60 anni. Quindi dobbiamo dire che l'AstraZeneca è sicuro come gli altri vaccini, i dati ce lo dicono, la mortalità, gli eventi avversi sono simili a tutti gli altri vaccini e se consideriamo i numeri in assoluto su 20 milioni di vaccinati, gli effetti indesiderati e qualche decesso sicuramente non è al di sopra di quello che è fisiologico. Presidente, un'importante novità: si potrà vaccinare quanto prima anche presso i medici di famiglia, un evento che sicuramente porterà tanta gente a farsi i vaccini. Ma finalmente sta decollando, in particolare nella nostra ASP, questo accordo, diciamo, tra i medici di medicina generale e la FIMG, che li rappresenta maggiormente come il maggiore sindacato, per poter vaccinare o nei propri ambulatori o in zone protette. È importante questo discorso perché molta gente, avendo il proprio medico di fiducia, il proprio medico di famiglia presente nel momento della vaccinazione e che sarà magari lui stesso a vaccinarli, sicuramente sarà incoraggiato a farlo. Presidente, l'Ordine dei Medici da sempre è vicino alle necessità del momento, come purtroppo registriamo un aumento dei contagi in Sicilia. E purtroppo assistiamo a questo aumento dei contagi nella nostra regione, forse dovuto a un poco di leggerezza nell'osservanza delle regole. Le regole devono essere rispettate, dobbiamo fare in modo di usare sempre le mascherine, di usare le distanze, non più di 1 metro ma di 2 metri, evitare gli assembramenti, cercare di usare i dispositivi di protezione sempre, perché purtroppo continua a essere un male invisibile e quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti fin quando non riusciremo ad avere quella famosa immunità di gregge che ci permetterà di stare tranquilli, perché se non riusciamo ad avere questa immunità di gregge e quindi a risolvere il problema sanitario, automaticamente non possiamo risolvere l'altro problema importantissimo alla stessa stregua del problema sanitario, che è il problema economico, che dobbiamo tenerlo d'occhio.